nella chiesa di San Liborio, che è nella rotonda di via dell'Amarozzolo. È un poco piccola, però a noi ci basta, tanto il Parino dice che nel nostro quartiere ci sono un pugno di scomunicati e maomettani. Il Parino si chiama Padre Papuzza ed è già abbastanza vecchio, però ancora si fa la spesa nella pescheria e si gioca la schedina nel bar Sapienza. Però lui è nato alla Gira e poi è stato a Paternò, e infatti ogni tanto dice delle parole che ci fa ridere, che quando facciamo i posti lui ci dice muovete a fiamma. Padre Papuzza ha il ciclo dei piccoli esploratori e ha 3 stanze che ci ha messo 2 caccetti, e poi nel corridoio noi ci giochiamo alle ciambelle, a cariche botte, a testi poco, oppure ci tiriamo i tuppetteri e facciamo tanti giochi che certe volte lui vede che ci abbiamo spaccato le visole e praticamente si mette a dire sempre bottiglia di cristallo, bottiglia di cristallo. A noi ci fa il tesserino che ogni mese ci portiamo 1000 lire e ci mette in bollo. Padre Papuzza c'ha anche la fisarmonica che la suona, però sa solo il mio vecchio scapponcino e quel piccolo cagnolino che a noi ci stufano. Ci abbiamo detto che noi vogliamo cantare Il Cobra non è una biscia, dammi una lametta che mi taglia le vene, e lui ci ha detto che sono canzoni per i protestanti e poi non vengono bene con la fisarmonica.